permetto subito di dire che con il GAL lo possiamo definire che è stato da subito un grande amore. Il Comune di Soave è socio del GAL dal 2008 e da quando è entrato a far parte di questa associazione, di questo ente, ha subito instaurato un rapporto importante di fattiva collaborazione. Un progetto interessantissimo perché va a riscoprire un'antica via che era già tracciata e le tracce erano ancora molto evidenti. E insieme con altri sindaci presenti qui abbiamo pensato che fosse il caso di valorizzare la dorsale collinare nella parte orientale della Val di Lasi. Mi interessa anche tutto ciò che può andare bene anche per gli altri comuni e per questo stiamo lavorando molto in sinergia, cioè abbiamo creato dei rapporti amichevoli molto buoni. È stato un bel lavoro di squadra, dove insieme al GAL e a VEPA abbiamo cercato di trovare il modo di dare dignità a quello che era il nostro percorso naturalistico locale, diciamo. E da qui l'idea, che comunque era già antecedente a questa cosa, di inserire un percorso che collegasse una serie di comuni e permettesse che anche il nostro comune diventasse una meta turistica. Questo ci permetterà, secondo me, in futuro di migliorare la qualità della vita sul territorio e di fermare la gente, perché il nostro problema della montagna è lo spopolamento. Per noi il GAL ci ha dato veramente un aiuto a sviluppare le nostre vie contadine, che se dopo vanno sempre a allacciarsi a quei percorsi turistici che rendono il nostro territorio fruibile da tutti, anche dalle famiglie. Il fatto di avere un contributo economico e una parte comunque messa dai comuni ha aiutato a portare in fondo un cammino che, come diceva prima, è fatto di percorsi e di sentieri, ma è fatto anche di spese, perché comunque tutti questi cartelli hanno un costo e quindi dietro c'è la parte economica che, grazie all'aiuto del GAL Baldo Lessinia, è riuscita a completare un percorso di 100 km non indifferente. Abbiamo partecipato a 2 importanti progetti a regia insieme a tutti gli altri comuni appunto della comunità del Baldo e ad altri comuni del Garda che hanno dato impulso a tutti i nostri progetti. Un percorso ciclopedonale, perché è possibile passeggiare anche naturalmente nella parte ciclabile in maniera molto bella, perché viene utilizzato un antico tracciato, quindi abbiamo anche un ricordo storico di come era vissuto il territorio 50 anni fa. La riqualificazione di un'importante strada che è la via Battello, che è qua sotto e che sarà importante come via di unione poi in futuro per un altro progetto interessante, che è la passerella che faremo partire, che partirà da Dolcè e che unirà la sponda dell'Adige destro alla sponda dell'Adige sinistro. Il 22 settembre inizia l'anno giubilare della Madonna della Corona, è un momento importantissimo per noi, per tutta la provincia, ma per la Curia, per la Vicaria e anche per quello che riguarda il turismo del territorio. A questo punto stiamo anche lavorando su delle infrastrutture, perché è importante saper accogliere migliaia di turisti che arriveranno sul nostro territorio. È un'emozione grandissima, perché poi con questo progetto facciamo vedere il nostro territorio tramite le passeggiate, tramite le biciclette, evidenzia le bellezze di questo nostro territorio, di questo nostro bellissimo territorio. Questo percorso che grazie al GAL abbiamo realizzato ci dà la possibilità di finire un qualcosa che avevamo iniziato noi qualche anno fa e ci dà la possibilità di proprio girare intorno al Monte Moscal. Grazie al GAL Baldo Lessinia siamo riusciti ad intervenire e a riammodernare e rendere fruibili una serie di percorsi che sono quelli più antichi, quelli originari dei nostri avi. Ma il GAL ha finanziato un progetto per il ripristino di una strada, la strada del Baldo, ed è stata ripristinata come una volta con le pietre acciottolate.
abbiamo ritenuto di utilizzare un cospicuo contributo del GAL, che naturalmente ringrazio. Siamo veramente soddisfatti e ringraziamo il GAL per queste iniziative di sostegno che ci spronano noi amministrazioni appunto a pensare, a progettare, a mettere appunto in mostra quelle che sono le bellezze che tante volte non ci accorgiamo di avere. L'immersione, l'esperienza del paesaggio, dei suoni, dei colori, dei profumi di questa terra è un'esperienza da fare in maniera green, in maniera lenta.